Mi occupo della ristrutturazione dell'azienda Marianis, è una tenuta di proprietà della regione e gestita dal Circolo Agrario. Il Circolo Agrario ha deciso di fare una sfida, praticamente di ristrutturare questa azienda che aveva tanti problemi economici e anche tecnici, diremo agricoli. In una prima fase abbiamo prodotto dei cereali e del latte convenzionale, ma il mondo non ci dava ragione perché i prezzi, come lo sapete tutti, sono molto bassi. Dunque abbiamo deciso di fare un progetto nuovo e di convertire completamente l'azienda in biologico. Marianis cos'è? Marianis sono 600 ettari di terra nella laguna di Marano, sono 700 vacche, è la più grande stalla di pezzata rossa friulana d'Italia, che è una razza in via di estinzione e sono vacche a triplice attitudine, vuol dire che erano usate per latte, carne e anche lavoro, perché in Friuli si servivano di queste vacche per arare comunque la carne di pezzata rossa che è di grande qualità, e abbiamo anche lì sviluppato una filiera di carne biologica che è molto interessante e che valorizza il nostro prodotto, e credo che sia un po' l'obiettivo che vuole avere anche il Circolo Agrario, di valorizzare tutto quello che si produce al massimo proprio per avere un equilibrio economico e anche farsi piacere, perché un agricoltore deve anche produrre e amare tutto quello che fa e essere fiero del suo lavoro. La tenuta Marianis è una sfida importante per noi, stiamo producendo 100 quintali di latte biologico e le vacche stanno bene e ci stanno dando tanto perché vengono gestite con dei software moderni, perché noi crediamo nell'agricoltura biologica, perché l'agricoltura biologica è un'agricoltura di precisione e soprattutto la terra di Marianis è una terra molto difficile, perché adesso siamo in estate e qua non piove mai e d'inverno piove sempre. Dunque è molto difficile da gestire, noi ce la mettiamo tutti perché ci crediamo nel progetto assieme al circolo con le sue competenze, assieme alle latterie friulane che ci appoggiano, e credo che siamo una squadra vincente per dare un prodotto nuovo al Friuli.